Cusbike, Sara Marenghi. Prego, prego. Giacomo, Mirko, Sindaco, Renato, prego. Sono le foto ufficiali di classifica odierne, quindi i nostri tutti gli ospiti. Per quanto riguarda tutti i prodotti che vengono consegnati, grazie per i vini alle aziende Vinicola San Giovanni di Conegliano e alla Vinicola Bellenda di Vittorio Veneto. Per le confezioni di grissini, i mirellini, grazie a Talamini di Cordignano, le cassette di frutta di arance dell'Autofrutta Morandina di Vittorio, i formaggi della ditta Garbellotto di Vittorio. Grazie davvero a tutti gli sponsor e grazie anche naturalmente per i prodotti Pro Action e per tutto ciò che viene offerto nel corso della premiazione. Gentili ospiti, ed ora i nostri gentili ospiti, Renato Longo, il sindaco di Nonna, Maurizio Schiavon anche, cortesemente, se vuole raggiungerci per la foto assieme alle ragazze. Vuole bene Renato Longo, guarda quanto si cambia. Sì, ma non ci sono. Eccoli qua, complimenti ragazze, fango, freddo, sole, sempre un sorriso, applausi alle... Complimenti agli allievi di primo anno. Il podio, terzo gradino per la maglia cadrezzata e guerciotti verso l'Ivide di Tommaso Bettuzzi. Secondo gradino per il portacolori Trentino Cross SLSMP Michele Chiandussi. Vincitore è la prova davvero per quanto riguarda la gara allievi secondo anno, maglia Tettamanti Emanuele Uez. Bravo! Qua le volte imparate come si fa, porco caro, te in fondo là, facci vedere un po' di invidia. Grazie ancora a Vinicola San Giovanni, Vinicola Bellenda, Talamini, Ortofrutta Morandin, Pro Action e Garbellotto per tutti i premi offerti in questa giornata. Eccoli qua, complimenti e applausi agli allievi secondo anno. I protagonisti di giornata. Vince la gara Juniores la maglia caprivese di Alberto Brancati. Grazie ancora per quel che riguarda gli sponsor Vinicola San Giovanni, Vinicola Bellenda, Talamini, Action, Ortofrutta Morandin e formaggi Garbellotto. Renato Longo, Maurizio Schiavon, il sindaco, Tonona, le gentili autorità assieme ai primi 15 classificati della gara di oggi, Juniores maschile, applausi per tutti loro. Che vince la gara Donne Open, la friulana maglia Trentino Cross SLSMP di Sara Casasola. Che sarebbe state dure dalle mani adulti, lì. Finiva poi. Brava Anna! Complimenti, mischiate le donne elite, le donne under, le donne junior, 20 splendidi sorrisi, davvero. Il vincitore della 30
del Gran Premio Città di Vittorio Veneto e la maglia PRD Sport Factory Team di Cristian Cominelli. E ci sono le strette di mano e complimenti tra i ragazzi, arrivano tutti i premi e poi ci sarà l'appunto con tutte le gentili autorità che sono con noi. Questa è l'ultima premiazione di giornata, quindi il primo dei 3 blocchi è già ultimato e direi che stiamo andando bene. Maurizio Schiavon consegna la maglia di vincitrice dopo 5 tappe internazionali del Mastercross SLSMP 2016-2017 donne esordienti alla figlia d'arte Lucia Bramatti. Ed eccoci qua. Loro sono state le beniamine del Mastercross donne esordienti. Forza con le mani, pubblico! Titolare di SLSMP consegna a Brian Olivo la prestigiosa maglia del Mastercross SLSMP esordienti maschile 2016-2017. Ed eccoli qua, sono stati straordinari interpreti in tutte le tappe del Mastercross, anche Maurizio Schiavone, co-titolare di SLSMP, consegna la prestigiosa maglia a questa ragazza che è abituata al titolo tricolore. Le ha vinte tutte praticamente le maglie tricolori nel ciclocross, pure quella di quest'anno, nonostante forse il duello sia stato più difficile rispetto alle passate edizioni. Eccole qua, signore e signori, le fantastiche beniamine protagoniste del Mastercross, donne allieve, non sento gli applausi. Il primo anno, il Veneto campione d'Italia della scuola ciclismo più bene, vince il Mastercross Davide De Bretto. Maglia su maglia, la maglia del campione italiano, la maglia Mastercross SLSMP, ed eccoli qua, gli straordinari protagonisti del Mastercross allievi primo anno. Forza, pubblico, applausi! Secondo posto per la maglia tetta avanti di Emanuele Uez. E fino a questo momento, signori, è lo scarto più piccolo. Il secondo 161 punti, il primo 165 punti e alla fine vince il Mastercross SLSMP allievi secondo anno l'uomo di Sassuolo della Cadrezzata e Merciotti Versolini, Tommaso Bettuzzi. Bravo, bravissimo, bravo. Maurizio Schiavone, co-titolare di SLSMP, consegna la prestigiosa maglia del Mastercross SLSMP allievi secondo anno a Tommaso Bettuzzi. Bravo Luca! C'è naturalmente le foto delle nostre gentili autorità. E naturalmente il gran premiazione, il premio più bello è sempre lo stesso, l'applauso del pubblico per gli allievi secondo anno. Brava! E vi prendete l'applauso di tutto il Veneto. Queste sono le protagoniste del Mastercross Donne Juniores. E noi passiamo ai maschietti. Ma io sto fermo, non mi alzo. Agli Junior. Alessia Gundei.
Cross Donne Open. Manca solo la categoria Open al maschile. E per Franzoia la fa. Maurizio Schiavone con titolare di SLSMP consegna la maglia al vincitore del Master Cross 2016-2017 della categoria Open, Enrico Franzoi. Ecco i protagonisti. Noi ringraziamo sempre tutte le squadre, anche quelle, soprattutto quelle che arrivano da Peruttana. SLSMP, classifica squadre 2016-2017 con 742 punti lassù da questa parte. Arriva il presidente Ron Papo e arrivano tutti gli splendidi ragazzi di questa squadra che più che mai quest'anno si è fatta onore. Hanno organizzato la prima internazionale di ottobre Puglia e soprattutto hanno un vivaio eccezionale che Zaro vince il Master Cross. Bravi! Ok, e per il protagonista del Master Cross, Angelo 3, l'uno di tutti, al palazzetto di Vittorio, 1, 2, 3! Ogni segnato premio, ora! Meraviglia Blues Bike, Sorgente Predipozzo, Jazz Bike Team Puglia, un podio Master Cross 2016-2017. Del Master Cross 2016-2017. Bravi! Siete 9. Abbiamo ricordato tutti. È troppo tempo che non studio matematica, mi dispiace. Qua ai primi 5 amatori fascia 3. Quinto Renzo Valentini. Quarto Ormai sono bravi. sto dando un'occhiata all'orologio, signori, vi garantisco che negli ultimi 3 anni mai si è andati così bene, mai si è dal 5 volte campione del mondo di ciclocross Renato Longo, le consegna la maglia di vincitrice del trofeo Triveneto. Forza pubblico, su queste mani! Ragazzi preparatevi tutti i vincitori. La maglia Trentino Cross SLSMP di Brian Olivo. Bravo! Io ribadisco, stiamo andando veloci, il più veloce possibile per consentirvi di tornare a casa di numerare il quanto migliore possibile, ma ci sarebbe tanto da raccontare. 14 tappe dal 2 ottobre al 22 gennaio. È stata un'avventura con Treviso MTV. Trofeo Triveneto, esordienti uomini, forza e applausi per loro. Possiamo dire testa a testa, una contro l'altra, in senso buono ovviamente, tutta la stagione. Stamattina avevano un punto di differenza, ma grazie alla splendida vittoria di oggi a Vittorio Veneto, con 314 punti, vince il trofeo Triveneto, la maglia Trentino Cross SLSMP di Asia Zentone. Brava! C'è l'omaggio floreale consegnato da Giacomo Salvador, c'è l'anima nera, ci sono tutti gli altri premi, mancano solamente i vostri applausi. Mirko Malattin, consigliere regionale della federazione, nonché tra il gruppo degli organizzatori del Trofeo Triveneto, consegna complimenti i vari protagonisti al Liumi primo anno.
297 punti, vince il trofeo Triveneto, la maglia Trentino Cross SNSNP Michele Chiandussi. Maurizio Schiavone, che è titolare di SNSNP, consegna la maglia di vincitore del trofeo Triveneto a Michele Chiandussi. Adesso lì la baretta, adesso la baretta lì, inflate la musica. Oh, ecco. Ah, ecco, che voleva. Michele, ti sei preparato tu? Sali su per favore. A chi la dedichi in questa vittoria? A tutta la squadra, a tutti gli sponsor, all'allenatore Daniele Pontoni, alla famiglia e a tutti quelli che mi hanno sostenuto in questa stagione. Ha fatto i compiti, è stato bravo Michele Chiandussi. Grazie ragazzi. Presidente del Comitato regionale della Federazione, consegna la maglia alla vincitrice del trofeo Triveneto, Francesca Baroni, la bicampionessa italiana del ciclocross. È conquistata a Tezze e poi da lì ha incrementato i punti e siamo tutti soddisfatti, siamo tutti felici. Una di più. Lei allora possiamo procedere con le donne open? Perfetto. Lo mette in camera perché già si sono organizzati. E dopo le donne Brava Anna! Brava Franci! quello viene dopo, ok. Grazie Anna, grazie per la simpatia. In classifica. E quindi il trofeo Triveneto con 252 punti lo vince Martino Fruet, Trentino La Terra, Trentino Alea. E ricordiamo che il più giovane del gruppo, classe 77, Martino Fruet. Bravo Marti! È sempre lui la premessa. Fino a poco prima, ma recupereremo. Quasi 4 mesi per portarsi a casa una maglia di prestigio. 37esima edizione di questo trofeo, che è davvero il più lungo e il più esteso d'Italia. Il trofeo Triveneto di ciclocross. Grazie ragazzi e ragazze a tutti voi. Il signor Carmine davanti, grazie. Ecco anche Carmine Del Riccio. Signori delle squadre, è davvero l'ultima premiazione. Dobbiamo fare 4-16, noi vi salutiamo e Allora il frontin che fermasse un brene sui voli, no? Stierini, male per cui, no? Sempre che fa tan luce di fronte. La quarta è Delizia Bike, terza Via Motorsport, seconda Team La Pierre, prima Team Friuli. Eccoli qua. Podio, terzo posto con 1529 punti per Sorgente Tradipozzo.
anche la Sarbuede si porta via. E siamo veramente felici perché il trofeo Triveneto lo vince la squadra che arriva la più lontana naturalmente tra le squadre che hanno fatto me la vi. 14 tappe e le 5 tappe il trofeo Triveneto Mastercross. Non vi sento? Con 1973 punti Melody Focus Bike. Signori, è stato bello, è stato magnifico, grazie a tutti, io spero solamente di avere l'onore nel prossimo anno di ritrovarvi tutti in questo magnifico sport che è il ciclocross.